Bentrovati amici sportivi a questa edizione del venerdì. Apriamo con il calcio, ultima giornata di campionato per il San Donà che giocherà in casa il nostro servizio. Siamo arrivati all'ultima partita della stagione. Il San Donà, già certo del secondo posto, giocherà in casa con il Cavarzano Belluno, mentre la capolista Conegliano sarà impegnata con il Borgoricco in lotta per il terzo posto finale insieme al Vittorio Falmec. I biancocelesti sperano nello spareggio, per arrivarci devono vincere la gara casalinga e sperare in un passo falso della capolista. Con questo scenario ci sarebbe lo spareggio per salire in Serie D. Sperare non costa nulla, mal che vada si andrà ai playoff. Passando al basket, ultima di regular season per la New Basket che gioca in casa con il Caorle. Vediamo il servizio. La New Basket sperava in un'ultima di regular season diversa. Gli uomini di Giovanni Coppo giocheranno al Pala Barbazza con il Caorle, un derby influente per la classifica finale. I sandonatesi sono già fuori dai playoff e l'anno prossimo saranno ancora in Serie C. Il match con Caorle servirà per le statistiche di Lega, poi si comincerà a riflettere sul futuro e su quali saranno i programmi per la prossima annata agonistica. Intanto, se non l'avete ancora fatto, guardatevi Basket Corner, il programma interamente autoprodotto dal club sandonatese. Ha già invece terminato da tempo il torneo con l'eliminazione ai playoff, la personal time, l'intervista realizzata da Enrico Bellese al capitano Stefano Giannotti. Siamo con Stefano Giannotti, 2 finali, primo posto, peccato per i playoff. Sì, peccato, è stata comunque una stagione sicuramente molto positiva, abbiamo fatto un campionato diciamo a 2 facce, dove il campionato è andato molto bene nonostante diciamo le aspettative e siamo arrivati primi nel nostro girone. E è vero che poi i playoff non ci hanno premiato secondo me come avremmo meritato, ma bisogna essere onesti, Cagliari ha giocato meglio 2 partite, è passata meritatamente. Fine anno, voto ai tuoi compagni e voto al capitano. Ai miei compagni do un 8+, si sono spremuti tutto l'anno, hanno fatto allenamenti incredibilmente lunghi anche per raggiungere livelli ottimali per essere competitivi in questa stagione, quindi ti do un 8+, al vecchio Leone gli do un 6,5 e va bene un 6,5. Siamo in chiusura, io ringrazio Marco Manprin per il montaggio e la parte tecnica, in redazione Enrico Bellese e Francesco Ferrara, alle grafiche invece Federico Montagnier. Se ci volete contattare scrivete una mail a redazione sportwebtv2025@gmail.com. Siamo aperti a qualunque collaborazione. Bye bye e buon fine settimana.